Ringraziabile, Mamma Presidente, Signora Presidente, sto dispositivo si iscrive in la strategia adottata dal Consiglio esecutivo in materia di politica dell'acqua, come è stata presentata in un rapporto a politica dell'acqua adottata all'unanimità in 2023. Una strategia fondata su tre priorità: preservare risorse, sicurizzare l'accesso e sostenere l'agricoltura. In Corsica l'acqua non è mica solo una risorsa, è un bene comune e un arnese strategico. Il dispositivo presentato oggi ne è la traduzione concreta. Non si tratta mica di un semplice adattamento tecnico, ma di una scelta politica, un atto di responsabilità, un impegno verso quelli che danno a mangiare la Corsica. A maniera che noi usciamo da maestra l'acqua, traduce la nostra visione collettiva e la bene che noi vogliamo costruire. L'Assemblea di Corsica ha d'altronde già affermato che l'acqua fa parte di beni comuni di un popolo corso. È un bene comune, non è mica una mercanzia né una risorsa abbandonata alle sole logiche di un mercato. È una ricchezza collettiva da proteggere e da sperte con sempre a mente la logica dell'interesse generale. La scelta fatta oggi si iscrive in delle standardure e mette la sovranità alimentare al cuore delle nostre priorità. Senza agricoltura non ci sono mica territori vivi, estinto campagnolo. Oramai sono precisamente filiere che costituiscono il solco della nostra agricoltura, il vino, i cereali e l'alleo, che si trovano oggi fragilizzate dallo scambiamento climatico, dalla crescita delle cariche e dalla fragilità dei mercati. Quando il costo dell'acqua diventa più alto che i revenuti che lo permette di produrre, si tratta più di una questione, non si tratta più di una questione tecnica e un scopo politico maggiore. Il fatto che l'acqua sia scarsa impone scelte. La nostra responsabilità è di garantire che l'acqua andessi prima a quelli che producono e allevano. Di questa situazione, la collettività di Corsica, l'Ufficio Idraulico, l'ODAC e la Camera d'Agricoltura hanno ingaggiato un lavoro comune che porta oggi a un'evoluzione maggiore, a tarificazione differenziata, giusta e adattata ai filiere in difficoltà, che ripone a nota solidarietà, a trasparenza e a corresponsabilità. Permette di alleggerire il costo dell'acqua per esploitazioni più esposte da 250 euro all'ettaro, quando spesso giungiano sino a 550 euro. Da accompagnare la transizione verso una gestione più efficiente delle risorse. Si tratta di un dispositivo evolutivo, concertato e fondato all'interesse generale. Preservare l'acqua e preservare il nostro bene. Gli agricoltori si sono impegnati in una marcia esemplare di modernizzazione e di ottimizzazione. La collettività di Corsica assicurerà ogni anno una contribuzione aggiustata in un quadro e costruito insieme. Il dispositivo presentato non è mica un regalo, ma di un patto tra l'abbondanza pubblica e quelli che lavorano, che producono, che resistono e che mantengono vivi i nostri territori. Questo rapporto si iscrive in una visione chiara, ribia la maestria delle nostre risorse, la terra, l'acqua, l'energia e consolida un modello agricolo durevole, resiliente e degno. La scelta che noi abbiamo oggi è una scelta di giustizia, di equità territoriale e da bene. Per tutte queste ragioni sosteniamo il vostro dispositivo. Ringrazio.